50 ricoveri al giorno, un segnale che è iniziata una nuova fase di recrudescenza della malattia. L'incidenza dei positivi in Veneto è salita al 3,67%. Si stanno riaprendo reparti Covid e la regione è pronta con un piano di riconversione di alcune attività sanitarie, ma al momento non è ancora necessario. Pronto anche il piano rafforzato per le vaccinazioni con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e degli specializzandi, oltre al rinforzo messo a disposizione del commissario di governo. L'obiettivo è di 50.000 somministrazioni al giorno, sperando nella conferma annunciata di una fornitura di vaccini che da aprile sarà massiccia. Se noi facciamo 50.000 al giorno facciamo 1,5 milioni. Tenete conto che con i vaccini che abbiamo oggi sono tutti a richiamo e quindi quando noi parliamo di 1,5 milioni parliamo di 750.000 persone, compreso il richiamo. Parlo di persone vaccinate. Noi vacciniamo 1,5 milioni di dosi, ma col richiamo sono 750.000 persone. Questo per fare il conto, noi dobbiamo vaccinare le famose 4 milioni di persone. A dosaggio pieno, a 1,5 milioni di dosi al mese, noi dobbiamo fare 8 milioni di dosi. Quindi non è che chiudiamo in 4,48, ci vogliono comunque quasi 6 mesi di vaccinazione piena a quel ritmo, 5 mesi e mezzo. Insomma. A chi mi chiede ma per quando pensate di finire? Se noi da aprile potessimo vaccinare a quel ritmo, contate i 5 mesi e mezzo, 6 mesi. Auspicando, e voglio credere che l'adesione insomma sia molto alta e continui ad essere molto alta. Per semplificare le procedure ci sarà un sistema di prenotazione, si va verso 2 criteri per le categorie di precedenza, da un lato i soggetti fragili, dall'altro l'approccio per le classi anagrafiche. Scuole chiuse nelle prossime ore anche nell'Alto Vicentino, dove si è superato il parametro dei 250 contagiati ogni 100.000 abitanti, che potrebbe diventare dirimente anche per la determinazione di microzone rosse. Ve lo dico già che c'è chiaramente un altro distretto che si aggiunge, che è quello dell'Alto Vicentino, che ha 258 su 100.000 abitanti.